Le chiedo un commento al voto di Porto Empedocle. Insomma, tutto cambia e niente cambia. Secondo me, dal punto di vista elettorale, è preferito Guarragi. Dal punto di vista elettorale, dal punto di vista magari intellettuale, è preferita Ida Carmina. Un commento al voto di Porto Empedocle. Vi aspettavate questo ballottaggio? Sinceramente me lo aspettavo perché comunque sono due personalità molto forti, anche se sinceramente io speravo insomma, che la Carmina avesse primeggiato proprio ancora di più. Che roba! Le chiedo un commento sul voto empedoclino. Si aspettava questo ballottaggio? Ma diciamo che da un po' di giorni c'era il sentore che la rappresentante 5 Stelle Ida Carmina fosse diciamo, la variabile impazzita rispetto al panorama politico di Porto Empedocle. Certamente poi c'è stata la conferma di Guarragi che è un vecchio animale politico, se animale si può dire, tra virgolette, di Porto Empedocle e quindi la sua esperienza ha pesato tantissimo rispetto alla elezione e quindi a questo futuro ballottaggio. Un suo pronostico? Ma bisognerà valutare che forza avrà la protesta al secondo turno, perché di solito la storia ci dice che al secondo turno vale di più chi guida il voto e in questo caso Guarragi potrebbe avere delle chance maggiori. Però, ripeto, il popolo è stanco e quindi anche Ida Carmina potrà giocare bene le sue carte. Io penso che qualcuno vincerà. Le chiedo una sua opinione, una sua chiave di lettura su questo ballottaggio. Se l'aspettava? No, io veramente non me l'aspettavo. Secondo lei adesso chi vincerà? Ma io penso che vincerà la destra. Chi? La destra. E non ce n'è destra al ballottaggio. Diciamo destra. E per lei chi è che fa capo alla destra? E destra che fa? Carmina o Guarragi, chi vince? Carmina. Vi chiedo un'opinione su questo risultato. Aspetta che tu... No, anche lei cosa ne pensa di questo ballottaggio? Ma parliamo per il ballottaggio? Sì. Ma Se l'aspettava? sinceramente sì, io me l'aspettavo. Però ora tutto si ricomincia da capo. Un pronostico? Un pronostico... Fare un pronostico del genere non è così facile perché ora cioè, si rimiscano le carte, quindi si ricomincia da capo, incominciano ora gli accordi, tutto sotto banco. Sulla percentuale maggiore del Movimento 5 Stelle, quello era prevedibile secondo lei? Secondo me sì, secondo me era prevedibile perché anche si è votato per la simpatia ma anche per una cosa di protesta pure, parliamoci chiaro. Lei cosa ne pensa appunto? È un voto di protesta oppure un nuovo modo di fare politica? È una sensazione popolare che rispecchia un po' l'andamento generale delle votazioni che ci sono state, per cui l'elezione del sindaco e il ballottaggio è un terno all'otto. Non è prevedibile ormai diciamo, l'elezione del sindaco come dare un dato certo. Il Movimento 5 Stelle ha avuto un risultato positivo. Non penso che riconfermerà questo dato per esprimere il sindaco. Poi sai, è la gente che vota, si vedrà poi. La candidata 5 Stelle ha fatto un esploit, nessuno se lo immaginava. Ida Carmina ha tutti i presupposti, tutte le qualità e tutte le doti per poter calcare. E anche per quanto riguarda fare un cambiamento di Porto Empedocle ci voleva. Ida non è la solita 5 Stelle che... è una che ha, con consenso di responsabilità, può gestire Porto Empedocle. Ce la farà il ballottaggio? Io dico di sì, perché chi arriva prima, arriva sempre prima. Sono tutti voti di protesta, parliamone chiaro, perché politicamente ancora i 5 Stelle si debbono capire. Speriamo che succeda questo, perché io ho 3 figli disoccupati, con il premio di cittadinanza, mi sistema il reddito di cittadinanza, mi sistema 3 figli disoccupati. Il reddito è 850 euro, 3 figli disoccupati, padre di famiglia. Ma scusami, io sarei il primo a votare, anzi me le caricherei addosso. Tutti questi buoni propositi, certo si fa populismo,
Però, siccome sono di moda i 5 Stelle, la gente deve votare perché ne ha le scatole piene di questa vecchia politica ed è giusto che faccia questo, perché ci vuole pure questo. Una volta si faceva col Partito Comunista, chi Radicale, chi Orlando, Garrete, si è sempre fatto così.